Siamo sempre a Zero Branco per la mostra del radicchio tardivo di Treviso IGP. Eccolo qua, io lo tengo in mano in questa bellissima cassettina che si può trovare dove? Francesco Arrigoni, direttore di Oppo Veneto, diamo il benvenuto anche al presidente Adriano Daminato. Si trova a Sant'Alberto di Zero Branco presso il nostro stabilimento in via Alessandrini. Ma dico, questa cassettina dove la possiamo trovare? Dopo in qualche supermercato che fa qualche promozione natalizia o qualche offerta insieme ad altri regali, è una confezione che abbiamo studiato per questi eventi un po' più importanti, anche per fare dei regali aziendali ai propri clienti insieme magari ad altri prodotti. Perché un prodotto che in questo periodo non può mancare sulle nostre tavole sono appunto i radicchi. I radicchi che in questo periodo invernale sotto la brina mattutina crescono davvero bene. Come sta andando la produzione, presidente Daminato? Allora, la stagione ci ha dato aiuto, nel senso stiamo ottenendo un prodotto buono, di alta qualità e anche in quantità. Diciamo che le produzioni sono state, rispetto alla media degli altre stagioni, un aumento di quasi il 40% rispetto agli altri anni. Quindi dal punto di vista produttivo siamo contenti e non ci possiamo nemmeno lamentare. Il prezzo è un po' sottotono, comunque questo poi il direttore può dire qualcosa in più. Stiamo cercando nuovi mercati per capire anche dargli maggiore soddisfazione ai nostri produttori e speriamo che la stagione che continui in meglio, che la produzione continui a essere così buona e di alta qualità, anche per portare qualità alla tavola dei nostri concittadini. Grazie Presidente. Direttore, allora per dare più redditività ai nostri agricoltori quali sono le opportunità? Diciamo che sì, effettivamente la produzione è aumentata, i prezzi sono leggermente sottotono, ma i fatturati crescono in modo importante, il che significa che questo prodotto ancora dà risposte di reddito al territorio. Questo dobbiamo considerarlo. Noi stiamo continuamente alla ricerca e sperimentando nuovi mercati e soprattutto nuove possibilità di utilizzo. Non dobbiamo dimenticare che per andare distante bisogna anche pensare a delle minime trasformazioni. Ecco, quindi anche su questo ci stiamo orientando, sia con dei clienti nostri già presenti con dei loro prodotti, sia ricercando nuove opportunità. Ma come si fa a riconoscere un vero radicchio autentico di Treviso IGP, Presidente? Allora, per riconoscere un vero radicchio autentico IGP ci deve essere apposto il marchio, quindi il bollino in cui c'è lo stemma del consorzio di tutela del radicchio IGP e ogni bollino è numerato e quindi anche il peso ci dà la garanzia che questo prodotto è un prodotto IGP, quindi vero radicchio di Treviso IGP. Quindi insomma non si può sbagliare. No, non si può sbagliare, basta osservare, quindi attenzione che sia messo il bollino nelle confezioni. Quindi avete capito amici, magari portatevi gli occhiali quando andate a fare la spesa e leggete bene l'etichetta. Se si vuole avere la garanzia, quindi la qualità e il buon prodotto, bisogna non solo gli occhiali ma porre attenzione quando si va a fare l'acquisto del prodotto. Grazie Presidente Daminato. Prossimo appuntamento direttore, Fruit Logistica di Berlino. Ecco, noi andremo con la nostra gamma di prodotti, ovviamente coinvolgeremo anche i nostri associati che producono le altre specialità orticole, quindi funghi, insalatine, topinambur e via dicendo, in modo da presentarci con una gamma completa a diversi tipi di clienti, non solo la GDO o l'ingrosso, ma anche chi magari si rivolge al catering o a specialità alimentari, perché crediamo che sia un mercato tutto da esplorare, possiamo portare del valore aggiunto, penso che possiamo essere riconosciuti per la nostra qualità e la nostra bontà dei nostri prodotti. Grazie a Francesco Arrigoni, direttore di Oppo Veneto, organizzazione di produttori ortofrutticoli del Veneto, grazie ad Adriano Daminato, presidente di Oppo Veneto. Ma il radicchio sulla pizza come lo vede? Il radicchio sulla pizza la vedo bene positivo, sappiamo che il radicchio si adatta a qualsiasi piatto, a qualsiasi crudo, cotto, in qualsiasi modo, il radicchio sembra un ottimo ortaggio e fa bene soprattutto alla salute, quindi lo consigliamo soprattutto in questo periodo freddo, con le brinate e che è di massima qualità. E a parte il marchio, ricordarci sempre anche che la buona tutela anche dei nostri produttori, il Veneto, Oppo Veneto, dà il massimo per avere il massimo qualità nelle tavole.
Grazie, da Zero Branco è tutto e adesso a proposito di pizza seguite il prossimo servizio.